Buon pomeriggio, dicevo, e benvenuti a questa selezione di Miss Miluna Le Piramidi. Miluna, conoscete tutti questo marchio prestigioso che oramai da tanti e tanti anni va a creare quella bellissima corona tempestata di brillanti che viene posta sul capo della vincitrice ogni anno di Miss Italia. Beh, questa selezione è dedicata a loro, e in particolare, come vedete qui anche di fronte a me e di fronte a voi, agli amici della gioielleria Aurora, perché che trovate all'interno ovviamente del centro delle piramidi, perché sono loro oggi a rappresentare questa azienda così importante. E da Aurora potete trovare tutte quelle che sono le vastità delle proposte di Miluna. Avremo modo di vedere anche dal vivo i gioielli Miluna una sfilata, però adesso la scala come la faccio io non è proprio come viene quando la fanno le ragazze, però di questo vi dovete accontentare. Io mi vado a posizionare in alto. Una volta tanto sembro alto anch'io e quindi ne approfitto. Vado a posizionarmi qui in alto perché, insomma, ci sono i gioielli Miluna, però abbiamo anche dei gioielli straordinari che sono le candidate a questo titolo importantissimo, Miss Miluna Le Piramidi, ed è con questa sigla che loro vanno a presentarsi, quindi la serata inizia ufficialmente. Buon divertimento a voi, buon lavoro ai nostri amici giurati, ma soprattutto un applauso per le nostre 20 candidate al titolo di Miss Miluna Le Piramidi. Prego. Tra l'altro è un bel palcoscenico, io non so dove nascondermi perché so che poi il fotografo dice non farti vedere per un po', posso uscire? No, io sto qui dietro, non voglio rovinare il quadretto, adesso sì ci sono. Per fortuna le ragazze sono tutte alte, quindi io dietro mi nascondo senza problemi. Eccole qua le nostre 20 candidate, attenzione! Appuntamento importantissimo oggi, perché? Perché come funziona Miss Italia lo sapete, ma io sono qui per ripeterlo volentieri e dico anche al pubblico qui che se volete accomodarvi su questi gradoni potete farlo, gli ultimi due potete accomodarvi qui per stare più comodi. Dicevo, come funziona Miss Italia? Questa è una selezione, cosa significa? Significa che premieremo 6 ragazze e le prime 4 parteciperanno direttamente alle finali regionali del concorso. Cosa significa? Significa che il primo passo per avvicinarsi poi alle prefinali nazionali e magari alla finale nazionale in diretta sulla 7, lo fate già oggi qui. E quindi in bocca al lupo a tutte quante voi, signori giurati, signor pubblico. Li vediamo prima con il loro abito, questo è un abito che loro hanno scelto loro per proporsi, poi le vedremo con il body ufficiale, ovviamente body marchiato Miluna. È pronta la concorrente numero 1, le vado a presentare io, loro dovranno sfilare e quindi concorrente numero 1 è lei che apre la selezione. Signori giurati, buon lavoro, vai, eccola qui. Lei è Giulia. Giulia ha 20 anni, arriva da Bassano del Grappa. E quindi abbiamo Carmen, concorrente numero 2. Da Marostica. Quindi è prontissima.
arriva da Vicenza. E quindi Elisa, concorrente numero 5, 21 anni di Verona. Prontissima anche la concorrente numero 6, lei è Veronica. Veronica ha 19 anni e arriva da Rubano, quindi provincia di Padova. E andiamo con Angelica, concorrente numero 7. Angelica, concorrente numero 7, ha 18 anni e arriva da Padova. E siamo pronti con Giada, concorrente numero 8. Giada, la concorrente numero 8, ha 26 anni e arriva da Vicenza. Ed è pronta anche Serena, concorrente numero 9. La nostra Serena, concorrente numero 9, a 19 anni, arriva da Bassano del Grappa. Quindi andiamo con Lisa, concorrente numero 10. Lisa, concorrente numero 10, a 19 anni, arriva da Verona. Con il prossimo gruppo, la concorrente numero 11, lei è Norma. Norma ha 24 anni e arriva da Montecchio Maggiore. E quindi Giulia, concorrente numero 12. Giulia ha 23 anni e arriva da Vicenza. Quindi abbiamo la concorrente numero 13, lei è Gaia Ginevra. La concorrente numero 13, Gaia, 18 anni e arriva anche lei da Vicenza. E quindi la numero 14, vai Laura. Laura numero 14 a 24 anni e arriva da Schio. Lei è Angelica.
Angelica a 18 anni arriva da Villafranca Padovana. Concorrente numero 16, lei è Laura, 19 anni, arriva da Verona. La nostra giuria ha visto e ha già messo la sua preferenza sulla numero 16. Andiamo con Barbara, la concorrente numero 17. Arriva da Magenta, la nostra Barbara, è a 25. Angelica, concorrente numero 18. Angelica ha 20 anni e arriva da Verona. Concorrente numero 19. Giulia arriva da Altivole e ha 19 anni. Su questo palcoscenico così grande, ma passiamo pure la musica perché io ne approfitto per ringraziare degli amici, ma innanzitutto lo faccio adesso a portare il saluto da parte di Patrizia Mirigliani, patron del concorso di bellezza più amato e seguito d'Italia. Io ho l'onore di portarvi il saluto, lo faccio volentieri perché è un testo che ci ha inviato e quindi Patrizia dice: care amiche, cari amici e care ragazze concorrenti, grazie per essere qui con noi. Miss Italia, come diceva mio padre Enzo, è un bellissimo gioco ma è anche qualcosa in più, è un sogno, un bel sogno che può avverarsi, ed allora viviamolo insieme a questo sogno che si rinnova sempre. E viva Miss Italia, e viva la bellezza che cambia, e ovviamente se vi sentite Miss Italia vi aspetta. Quindi grazie a Patrizia Mirigliani. Ora io vorrei andare a ringraziare alcuni sponsor che ci fanno compagnia in occasione delle varie selezioni di Miss Italia. Io li vado ad elencare in base a come io ho preso gli appunti, quindi sono per noi tutti molto importanti. Parliamo di Rocchetta, l'acqua della bellezza, Equilibra, questa azienda così importante per quanto riguarda il benessere in genere, Lotto per quanto riguarda l'abbigliamento sportivo, Lotto Sport Italia. Poi abbiamo un nuovo amico quest'anno che si è aggiunto, gli amici di Alpitour, quindi un'azienda che si aggiunge a questo gruppo di amici di Miss Italia. Alpitour lo conosciamo tutti, insomma, sapete che se volete fare un viaggio Alpitour sicuramente vi sa trovare la meta più giusta in base a quelle che sono le vostre preferenze e le vostre esigenze. Poi ringraziamo gli amici di Blanks, quindi dentifrici, capite perché le ragazze che fanno Miss Italia sorridono a questi denti così belli bianchi. Poi abbiamo Thermal Institute e Tricologica, due nuove aziende che sono aggiunte anche loro quest'anno. Interflora, tutti quanti conosciamo i servizi così importanti che offre Interflora.
Aurora, Josef Rybkov, Keira e Romeur. E un ringraziamento, l'abbiamo lasciati alla fine proprio perché sono i protagonisti della serata, un ringraziamento particolare a Miluna che, ripeto, questa sera viene assegnato proprio il titolo di Miss Miluna Le Piramidi. E con noi c'è Aurora, gli amici di Aurora Gioielleria, infatti i gioielli Miluna li potete trovare proprio da loro, che hanno un punto vendita qui all'interno delle piramidi. E ovviamente un ringraziamento molto particolare va, e qui fare un applauso allo staff delle piramidi che ci ospita quest'oggi, quindi so che fanno tante iniziative e noi siamo davvero onorati di essere rientrati nelle iniziative che propongono a voi per questo periodo primavera-estate.